Non hanno ancora ricevuto l'approvazione dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ma in Italia sono stati autorizzati già dal febbraio 2021 con il Veneto che ha fatto da apripista. Sono gli anticorpi monoclonali, una delle cure più valide contro il Covid, soprattutto se somministrati all'insorgenza della malattia nei soggetti maggiormente fragili. Dei 13.414 pazienti curati in Italia, 2.301 sono veneti e proprio il Veneto è la prima regione in Italia sia in termini assoluti che relativi nel loro utilizzo. A certificarlo in queste ore è la stessa AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Basti pensare alla grande rivoluzione che hanno fatto gli anticorpi monoclonali con i quali per la prima volta si è curato Trump, ricordo, il presidente degli Stati Uniti di allora, oppure le famose 2 pillole che vengono citate come risolutrici di tutti i problemi, però voglio ricordare che noi non è che possiamo fare i salti di gioia e vivere come non ci fossero domani perché arriveranno le pillole magiche, non esistono pillole magiche, bisogna avere attenzione. Un conto quindi è il fronte della cura, un altro quello del vaccino, la risposta al momento più valida, soprattutto in termini di limitazione del contagio e prevenzione degli effetti più severi. Dico che la vaccinazione sta rispondendo bene, anche perché quell'84,6% di veneti che ha intrapreso il percorso di vaccinazione è quella percentuale di veneti che ci permette di essere liberi e di non avere gli ospedali pieni, perché davanti al virus senza il vaccino avremmo già gli ospedali collassati. Anche per questo il Veneto resta bianco, colore che dipenderà ancora una volta dagli atteggiamenti individuali e collettivi. Siamo da zona gialla, per il momento non ci sono restrizioni, per il momento non possiamo dire che gli ospedali sono strapieni, però è pur vero che il virus c'è, quindi è innegabile che siamo in pandemia, è innegabile che c'è il pericolo, bisogna avere un minimo di attenzione che ti porti a dire che quando sei in condizioni di assembramento in mezzo alla gente, che tu sia al chiuso in una fiera o all'aperto in una piazza, devi metterti la mascherina.